Allora, cosa succede? Stiamo parlando di incidenti sul lavoro, in questo caso un incidente non mortale a un ragazzo, un giovane che sta facendo una pratica, uno stage, un tirocinio presso un'azienda. Che cosa, magari non è stato seguito, non era seguito da un responsabile, da un tutor. Che cosa può fare? Beh, se qualsiasi lavoratore, qualsiasi persona sia vittima di un incidente lavorativo deve capire se viene se è più o meno grave la cosa. Ecco, nel caso fosse grave, fosse ricoverato magari su un ricovero ospedaliero o cosa del genere, al momento in cui lo ricoverano si apre la pratica di denuncia di questo sinistro. E diversamente, se ha semplicemente dei giorni di degenza o cose similari, quindi un infortunio meno grave fortunatamente, comunque si apre una pratica di infortunio. Per l'azienda? Quando la persona sostiene che era da solo, che non era seguito da un tutor, aveva un incarico che gli era stato affidato, che esulava da quelle che avrebbero dovuto essere le sue competenze, le sue mansioni nel periodo di tirocinio, cosa succede all'azienda? Qual è l'iter che si avvia e in che modo venite coinvolti come sindacato? Allora, l'azienda deve, come previsto tra l'altro dalla normativa, denunciare immediatamente qualsiasi tipo di infortunio accaduto all'interno dell'azienda, quindi deve comunque dichiarare all'INAIL il fatto accaduto e l'INAIL poi farà le sue verifiche per vedere se la cosa era evitabile, non era evitabile, se la normativa è stata rispettata o meno. Questo è il compito dell'azienda. Il problema è che spesso e volentieri le aziende cercano di minimizzare questi infortuni facendoli passare, consigliando spesso e volentieri i lavoratori che, diciamo quelli che non sono all'interno delle regole, cioè quando non vengono rispettate le regole, la prassi classica dell'azienda è vai dal medico, fatti dare malattia, tenendo conto una cosa però, che la malattia non è una copertura di infortunio. Quindi spieghiamo questo passaggio qui, che cosa vuol, perché la malattia non è copertura di infortunio, che differenza c'è con l'intervento dell'INAIL? Allora, la malattia è un evento imprevedibile, nel senso che comunque... Non malattia professionale, stiamo parlando della malattia classica, l'influenza, anziché quello che può essere. È un evento che uno può avere, che so, il raffreddore con la febbre, l'influenza, piuttosto che altre tipologie di diagnosi fatte da un medico dopo che ha visitato il paziente. L'infortunio invece è un fatto accaduto all'interno dell'attività lavorativa o in itinere, cioè il classico viaggio casa-lavoro, lavoro e lavoro-casa. Questo ha una prerogativa diversa rispetto alla malattia, perché comunque prevede anche un risarcimento qualora l'infortunio sia una certa gravità e abbia dei punteggi rilasciati poi dalla commissione validante dell'INAIL. Quindi se questo infortunio, esatto, se c'è un infortunio che comporta un'invalidità che deve essere riscontrata da una commissione, quindi non è che così d'amblè viene rilasciata, no. È previsto un risarcimento della copertura dell'INAIL stessa, giusto? Certo, perché questo può aprire anche tutta una strada relativamente alla invalidità se diventa permanente o semipermanente, quindi tutto parte dalla denuncia di infortunio, quindi se si parte da una denuncia di infortunio entra in capo l'INAIL. Allora l'INAIL fa le convocazioni, le visite periodiche a queste persone che hanno subito l'infortunio e nei casi più gravi rilascia anche una certificazione del punteggio di invalidità che può essere permanente, semipermanente, che porti poi a una rendita anche permanente qualora l'infortunio dovesse essere grave e quindi recare un'invalidità di carattere permanente, altrimenti con la malattia non sia solamente l'indennizzo della malattia da parte dell'INPS con l'integrazione da parte dell'azienda,
ma nel momento in cui dovesse cessare il contratto di lavoro decade tutto, cioè l'azienda non è più obbligata a pagare il periodo successivo di malattia, come tantomeno l'INPS, certo. Mentre invece nell'infortunio questa cosa prosegue finché l'INAIL non dichiara chiusa la pratica di infortunio. Che non è una cosa anche banale, io sto parlando di infortuni non mortali, perché ci sono diversi casi dove il lavoratore, soprattutto dove si parla del settore dell'edilizia o settore dove c'è anche qualcosa di un'attività fisica, magari subisce un infortunio, una caduta, ha problemi alla colonna, al momento, magari perché è abbastanza giovane, non ravvisa la gravità della cosa, poi col passare degli anni quello diventa una causa invalidante anche molto importante, non riesce più a portare dei pesi, non riesce più a sostenere una certa postura che magari è richiesta al luogo di lavoro. Questo è un altro elemento, quindi non va trascurato. È proprio questo il caso, cioè nel momento in cui si è aperto precedentemente un infortunio che abbia avuto anche un iter di chiusura da parte dell'INAIL, perché magari in quel momento non era così, la questione sembra normalizzata e rientrata, e quindi dà la riabilità lavorativa al lavoratore o alla lavoratrice. Ma se questo infortunio successivamente negli anni poi dovesse riacutizzarsi, può essere riaperta la pratica di infortunio. Può essere riaperta la pratica, questo è importante, sì. Quindi a fronte di una pratica che deve essere già aperta in precedenza, per cui non va trascurato, non va detto non mi sono fatto niente, perché se è invece qualcosa di impattante bisogna che la pratica venga aperta, poi chiusa, poi eventualmente un domani riaperta di nuovo. Riaperta di nuovo, perché non si sa mai con l'età. È chiaro che questa cosa viene comunque decisa poi da una commissione medica che va a verificare se la patologia successiva è riconducibile all'infortunio precedente. Chiaro. In questo caso viene riaperta la pratica e quindi insomma, c'è una visione più futura di quello che può succedere all'interno del mondo del lavoro, quindi un'invalidità successiva che sia riconducibile a un infortunio precedentemente accaduto. Questo è diverso dal fattore malattia classica invece che è quella con certificato di diagnosi, ma molto temporanea di solito. Più complessa la situazione che riguarda sempre questo ambito è delle malattie professionali invalidanti o gravi malattie professionali. Abbiamo avuto il caso eclatante, l'amianto, l'asbestosi e non soltanto, vero? Perché anche qui richiede una formazione, una sensibilità e una grande attenzione, perché non è un passaggio immediato purtroppo. Sì, assolutamente sì. Anche perché la maggior parte delle malattie invalidanti diventano invalidanti col passare degli anni, cioè non sono acute, non si manifestano subito, ma si manifestano o a fine carriera lavorativa o a volte anche come l'amianto, ad esempio, che hanno citato da lei, anche una volta che era già andata in pensione la persona, no? E lì praticamente sta nella sensibilità di tutti gli organi preposti a far sì che queste cose vengano seguite nella maniera corretta e sensibilizzate nella maniera corretta. Siamo giunti al termine, quindi importantissimo a questo punto è star sempre attenti, non trascurare nulla, ma soprattutto, come dicevate voi, iniziare fin da piccoli un percorso di sensibilizzazione, di attenzione, di formazione a questo punto. Sì. Perché non dalle scuole? Questa può essere una proposta anche è proprio una proposta che noi vorremmo portare avanti, perché sensibilizzando i bimbi, ma proprio dalle scuole elementari, oserei dire, non dagli ultimi anni scolastici. È un sapere che poi possono trasmettere anche agli adulti. È un sapere che possono acquisire e poi trasmettere anche agli altri. Allora, grazie Fabio Beltempo, segretario UGL Padova, Luciano Conforti, segretario Unione Regionale del Veneto, sempre UGL, entrambi di essere stati qui con noi. Cari telespettatori, grazie di averci seguito e noi naturalmente ci rivediamo. Restate sempre con noi, canale 19. Grazie, domani. Grazie a voi. Grazie a voi.